Festa di fine anno al CPA di Agrigento, momento in cui la scuola, diretta dal dirigente scolastico, ingegnere Santino Lopresti, si è raccontata un consuntivo delle attività svolte ad Agrigento e nelle sedi presenti nella provincia. Dopo il saluto del dirigente scolastico Lopresti è stata la volta del colonnello Vittorio Stingo, del sindaco della città di Agrigento Miccichè, del direttore della Caritas Valerio Landri, della dirigente scolastica dell'Istituto Gallo Casa, Rosanna Florio dell'Archivio di Stato, quindi l'esibizione di studenti dei vari centri di tutta la provincia che hanno raccontato la propria esperienza mettendo in scena brani musicali, poesie, canzoni, videoclip, testimonianze di vite raccontate e anche una serie di stand espositivi dei lavori svolti dagli alunni. Sì, noi era da diversi anni che pensavamo ad un'iniziativa di questo tipo ed è un'iniziativa itinerante chiaramente, quindi un'iniziativa che di anno in anno si sposterà e troverà un comune. Noi vogliamo quello che viene chiamato, come dire, in gergo tecnico la rendicontazione sociale. Voi sapete che le scuole hanno un obbligo ogni 3 anni di presentare una relazione che è la rendicontazione sociale, cioè presentare in trasparenza alla collettività come le risorse vengono spese. Noi anziché farlo ogni 3 anni intendiamo farlo ogni anno, intendiamo farlo però, come dire, di presenza, ecco, far vedere quello che si fa in tutto il CPA, non solo in una sede ma in tutte le sedi. Quindi abbiamo convogliato verso Agrigento quest'anno i pullman, i ragazzi. Io li devo ringraziare perché i ragazzi, voi sapete che il 90% del nostro lavoro avviene di pomeriggio. Bene, questa volta i ragazzi, pur di essere presenti e di metterli insieme, perché anche loro non si conoscono, così come talvolta non conosciamo noi i lavori che fanno altre sedi, neanche i ragazzi tra loro si conoscono, quindi è giusto rendere, come dire, in trasparenza quello che avviene in tutte le sedi. Questo è un momento importante, io devo ringraziare non solo gli alunni ma devo ringraziare i docenti che sono quotidianamente, costantemente, con passione, con amore seguono questi ragazzi, devo ringraziare i collaboratori scolastici, cioè c'è una scuola che veramente è l'unitarietà di tutto il personale della scuola, gli assistenti amministrativi, il DSGA, perché no, la vicaria, la seconda collaboratrice, quindi gente che giorno dopo giorno lavora per realizzare quello che avete visto. Quello che state vedendo è estremamente importante, io sono orgoglioso e vi devo dire oltre ogni aspettativa, ecco, veramente mi si riempie di gioia il cuore. Diciamo una cosa importante che avete realizzato quest'anno tra le tantissime cose da mettere all'occhiello. La cosa in particolare che abbiamo realizzato è quella sulla partecipazione ad esempio del 2 giugno, che è l'ultima, dove abbiamo fatto dialogare 5 ragazzi, un ragazzo di colore, un ragazzo europeo, un ragazzo sovietico, una ragazza russa e una ucraina, e approfittando di alcune parole chiave della Costituzione abbiamo parlato di quello che la Costituzione dice sulla libertà di razza e anche di sesso o libertà in generale, civili, e anche quello sulla guerra, cioè quando l'Italia dice si ripudia la guerra, la ragazza russa allora dice ma allora non si può invadere un altro paese, e noi diciamo no, non si può invadere, mentre l'Ucraina dice ma si può difendere proprio, certo che si può difendere. Quindi vuol dire, ecco, abbiamo approfittato, e questo è importante, la violenza sulle donne, il bullismo sono temi ricorrenti, la Costituzione, perché a questi ragazzi dobbiamo anche dare, come dire quali sono le regole di convivenza. È una giornata dedicata all'inclusione, tutto merito del preside Santino Lopresti, che è particolarmente impegnato nel dare dignità a questi ragazzi adulti, principalmente adulti e molto spesso stranieri, che arrivano in Italia e non sono integrati, ma soprattutto non hanno aspettative di futuro. Ciò che viene fatto al CPA è un qualcosa di straordinario, cioè viene data educazione, un'educazione italiana, un'educazione a vivere in questo paese, nel rispetto però di quelle che sono anche le tradizioni dei paesi di provenienza, ma oltre all'educazione viene anche dato un percorso potenziale per poter avviare un'attività lavorativa, e questo è fondamentale nel nostro paese per far sì che questi ragazzi non siano a spasso ma possano produrre per un'Italia più grande. Questo è l'esempio come Agrigento è pronta per l'accoglienza ma principalmente per l'integrazione. Io ho il mio vissuto, sapete bene, di accoglienza e di integrazione,
ho fatto per 30 anni questo lavoro, penso che quello che stanno facendo i dirigenti, in questo caso anche il dirigente Santino Lopresti, è encomiabile.